Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia e le principali notizie. Il giorno dei vendetti, alle 15, alla chiusura dei seggi in 128 comuni siciliani al voto per scegliere sindaco e consiglio, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani, i 4 capoluoghi coinvolti, scrutinio nel pomeriggio, già in serata e i risultati. Maratona elettorale con i collegamenti da tutte le piazze principali su Antenna Sicilia e Telecolor. Crisi AMAP, incognita futura. Questa mattina sit-in dei lavoratori che chiedono garanzie dopo il blocco degli stipendi. A rischio anche utenze e forniture per l'azienda che gestisce il servizio idrico a Palermo e in oltre 40 comuni della provincia. Un aiuto per Speranza e Carità ha consegnato a Palermo il padiglione ex aeronautica, una nuova struttura per dare sostegno alla realtà fondata da Biagio Conte. Il ponte cambia Messina, il collegamento sullo stretto modificherà il volto della città, previsto un forte impatto urbanistico non solo nella zona di Faro. È quasi maturità, ma a meno di un mese alla prova scritta che coinvolge 500.000 di studenti italiani, scattano il tototema e la corsa al metodo migliore per preparare l'esame. Calcio, lavori in corso per Palermo e Catania, i rosanero blindano Brunori, i rossazzurri aspettano il patron Pelligra per le prime decisioni chiave. A Messina giorni decisivi per il passaggio di proprietà. In pole l'imprenditore Fabrizio Mannino. Bentrovati, ancora 90 minuti a disposizione degli abitanti di 128 comuni siciliani per scegliere il nuovo sindaco e il futuro consiglio comunale. L'affluenza sembra in lieve ripresa secondo i dati provvisori di questa mattina. Lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi fissata per le 15, previsti già in serata quasi tutti i verdetti. Maglio Viola. Urne riaperte dalle 7 di questa mattina nei 128 comuni siciliani chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Le operazioni di voto si concluderanno alle 15 e soltanto allora si saprà quale sia stata la vera affluenza alle urne. Il dato di chiusura di ieri sera era preoccupante, mostrando un'affluenza in forte calo. Alle 23 la percentuale dei votanti è stata infatti del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale. In particolare questo è avvenuto nei 4 capoluoghi dell'isola. A Catania l'affluenza al 39,89 con una diminuzione del 13,24, a Ragusa del 43,31 con un meno 14,91%, a Siracusa del 42,4 con quasi il 13% in meno, mentre a Trapani ha votato il 42,89% con una flessione superiore al 16%. Il paragone però non è da ritenere affidabile per effetto di un diverso sistema di voto. La precedente tornata elettorale prevedeva si votasse soltanto domenica e dunque il dato delle 23 corrispondeva ai votanti complessivi della tornata. In questa tornata invece 8 ore in più di apertura dei seggi a lunedì mattina fanno una evidente differenza e dunque il dato sarà affidabile soltanto alla chiusura. Nessun evento particolare nelle sezioni fino ad ora, solo nel siracusano 3 sezioni hanno aperto in ritardo, mentre in una quarta un presidente è stato aggredito al termine di un battibecco. Per il resto operazioni ordinate. La popolazione coinvolta è di 1.387.000 e oltre abitanti, di cui oltre 301.000 anche per le elezioni dei 6 consigli circoscrizionali e dei rispettivi presidenti a Catania, unica città dove per effetto di questa elezione le schede consegnate agli elettori sono state 2. In 113 centri, fino a 15.000 abitanti, si vota con il sistema maggioritario. In 15 comuni, nei quali l'eventuale ballottaggio avverrà fra 2 settimane, l'11 e il 12 giugno, con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.646. Lo scrutinio comincia subito dopo la chiusura dei seggi e continuerà fino a completamento, in serata, quando almeno 113 comuni avranno già il nuovo sindaco. E a partire dalle 14.55 le nostre emittenti seguiranno in diretta i risultati delle elezioni con una lunga maratona in onda su Telecolor e Antenna Sicilia, condotta da Luca Siliberti. Dalla chiusura delle urne vi racconteremo lo spoglio in tempo reale con ospiti in studio, analisi, interviste e collegamenti con i nostri inviati dai principali comuni al voto. Appuntamento alle 14.55 in diretta su Telecolor e dalle 20.45 a reti unificate anche su Antenna Sicilia. Sarà possibile seguire il nostro speciale Elezioni amministrative 2023 pure online
online collegandosi al sito lasiciliaweb.it. Sit-in questa mattina dei lavoratori AMAP a Palermo. Dopo il blocco degli stipendi, sindacati e dipendenti hanno manifestato davanti alla prefettura chiedendo garanzie per il futuro. Marco Gullà. 33 anni è la prima volta che succede una cosa del genere, quindi siamo preoccupati e vediamo cosa decide il prefetto. Che dico, prendersela con gli operai non è stato corretto. Lui è un lavoratore dell'AMAP preoccupato, come tutti gli altri suoi colleghi, per una situazione decisamente delicata che in questo momento attanaglia l'azienda municipalizzata Acquedotto di Palermo e che fornisce il servizio idrico nel capoluogo e in oltre 40 comuni della provincia. A rischio ci sono gli stipendi per 700 lavoratori, ma anche utenze e forniture. Sono i primi effetti dell'inchiesta sulle presunte irregolarità per ottenere un prestito dalla Banca Europea degli Investimenti. Il sequestro da 20 milioni congela le spese dell'azienda e questa mattina davanti alla prefettura sit-in da parte di lavoratori e sindacati. Il blocco dei conti correnti determina un'impossibilità materiale di erogare gli emolumenti di maggio e se la situazione non si sblocca il problema si procrastinerà anche nei mesi successivi. Quindi noi abbiamo già insieme alla Wiltec proclamato lo stato di agitazione, oggi ci aspettiamo delle risposte da parte delle istituzioni, da parte anche del Comune di Palermo. La soluzione la devono ricercare le istituzioni. Noi siamo qui perché vogliamo intanto difendere quelli che sono i diritti dei lavoratori e dei cittadini, perché l'azienda AMAP gestisce il servizio idrico in 47 comuni della provincia di Palermo e questa determinazione ha procurato e procurerà a breve un disastro di carattere socio-economico, ma lo potrebbe creare anche a carattere ambientale. La preoccupazione avvolge i lavoratori che ci dicono una cosa del genere non era mai successa, ci hanno sempre pagato puntualmente. Siamo, come dire, in allarme per diverse ragioni. Non era mai successo? Assolutamente no, non era mai successo, anche perché non è una cosa che è dipesa dall'azienda. È un procedimento penale, per cui diciamo è tutto da vedere. Preoccupazioni, sicuramente preoccupazioni perché siamo un po' preoccupati. Lo stipendio è quello che ci mantiene, chi ha famiglia, chi ha problemi, chi ha mutui di casa. In questo periodo un pochettino pesante siamo abbastanza preoccupati. Si lavora per una soluzione per evitare disagi a lavoratori e soprattutto cittadini. La polizia ha arrestato a Pozzallo una donna marocchina di 36 anni che per la 7ª volta è evasa dagli arresti domiciliari, ai quali era sottoposta con l'obbligo del braccialetto elettronico. Ad arrestarla in flagranza di reato gli agenti delle volanti nell'ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposte a misure limitative della libertà personale. Un assistente e un sovrintendente di polizia penitenziaria sono stati aggrediti a Catania nel carcere di Piazza Lanza. Per uno di loro, colpito al volto con uno sgabello da un detenuto di origini palermitane, è stato necessario il trasporto a pronto soccorso. Solamente in serata è tornata la calma nella casa circondariale e i detenuti sono rientrati nelle celle. A renderlo noto il segretario nazionale della Wilpa, Polizia Penitenziaria, Armando Agozzino, che nelle scorse settimane aveva segnalato gravissime carenze di organico nel carcere di Piazza Lanza, con 212 agenti di polizia penitenziaria in organico invece dei 347 previsti. A Palermo è stato consegnato alla presenza del presidente della regione Schifani il padiglione ex aeronautica alla missione Speranza e Carità. La struttura permetterà alla realtà fondata da Biagio Conte di proseguire con nuovi mezzi il proprio lavoro in aiuto dei bisognosi. Marco Gullà. La missione Speranza e Carità di Biagio Conte da oggi avrà un nuovo spazio. La Regione Sicilia ha infatti consegnato il padiglione ex aeronautica riqualificato nella sede di via Decollati a Palermo. Un padiglione che permetterà alla missione, fondata dal frate missionario Biagio Conte, deceduto lo scorso gennaio, di allargare le maglie dell'accoglienza. Siamo sempre aperti a questo, perché continuamente siamo sollecitati, quotidianamente si può dire, o da arrivi o da situazioni varie, chi ci chiama da Arezzo, chi ci chiama da una parte e dall'altra, per poter dire sempre anche il nostro sì, il nostro benvenuto a ogni fratello che possiamo accogliere sempre nella fratellanza.
Una donazione voluta e richiesta esplicitamente dal presidente della regione Renato Schifani. A lui regaliamo, al suo impegno, alla sua fede, a quello che ha fatto per i poveri e continua a fare dall'alto dei cieli, regaliamo questa nostra iniziativa che gli avevamo promesso. È una promessa mantenuta, ma non ci fermiamo qui, continueremo ad essere vicini alla Fondazione Biagio Conte, al suo operato, alla sua memoria. Questo nuovo padiglione ha un efficientamento energetico che permetterà alla missione di risparmiare sulle utenze. Noi abbiamo deciso di intervenire proprio per cercare di risolvere alla radice il problema. E i miei tecnici della Regione affermano che già il 70% delle utenze elettriche verrà assorbito e verrà realizzato attraverso questi pannelli, quindi il costo si ridurrà di almeno 2/3 rispetto al passato, e questo sicuramente è già un contributo indiretto ma continuo, non ci sarà più quella richiesta che avviliva certe volte Fratello Biagio a dover chiedere aiuto alle istituzioni perché non si poteva. Noi abbiamo anche deciso, e lo abbiamo già fatto, di estinguere in buona parte il debito che questa struttura aveva nei confronti dell'Enel. E Don Pino Vitrano, che ha preso le redini della missione, alla domanda cosa penserebbe Biagio Conte in una giornata così importante, risponde così. Oggi sarebbe chiaramente felice di vivere anche questo momento di quello che è stato fatto, ecco, da parte della Regione come segno di aiuto alla missione, anche di aiuto e di apertura a tutta la città. Ben 11.487 articoli tra capi di abbigliamento, giocattoli, profumi contraffatti sono stati sequestrati questa mattina all'interno di 2 depositi alla Nose a Palermo. Erano destinati al rifornimento delle bancarelle in centro e in uno dei magazzini sono state trovate anche 370 sigarette elettroniche monouso. I finanzieri di Palermo hanno trovato giocattoli e prodotti per l'infanzia di noti marchi che per fattezza e qualità hanno indotto i militari a ipotizzare che si potesse trattare di materiale contraffatto. Ulteriori attività di ricerca hanno consentito di rinvenire anche capi di abbigliamento e profumi riportanti sempre griff di alta moda, ma anche questi presumibilmente contraffatti. A Messina, ma non solo, tiene banco il dibattito sulla realizzazione del ponte sullo stretto. Nel capoluogo peloritano però si ragiona già su come cambierà la città e su quanto i lavori incideranno non solo nella zona di Faro. Francesco Triolo. I temi legati al dibattito sul ponte sullo stretto adesso sono proiettati sulle modalità di realizzazione, non solo le caratteristiche tecniche e geologiche di una delle aree più a rischio dal punto di vista sismico, ma anche sulle opere compensative, o meglio, le infrastrutture che dovranno essere a supporto del ponte. Al di là dei pilastri che saranno posti a Torre Faro, occorrerà infatti rimodulare tutta l'urbanizzazione della città, uno studio che l'Università di Messina, soprattutto il Dipartimento di Scienze Geologiche, sta portando avanti da tempo. Ma probabilmente se noi guardiamo come il ponte, come Messina è stata urbanizzata negli ultimi 50 anni, probabilmente il ponte potrebbe anche essere un elemento per ridare ordine a questo sistema. Da una visione sommaria e poi dallo studio della zona di Torre Faro è facilmente intuibile come l'area protetta dei laghi di Ganzirri, al centro delle richieste di tutela soprattutto delle associazioni ambientaliste, sia circondata da una urbanizzazione che negli ultimi 40 anni, da quando si parla di attraversamento stabile sullo stretto in maniera concreta, è stata interessata da una crescita quasi incontrollata. Ma il ponte non interesserà solo quella zona, perché le strade di collegamento, la linea della ferrovia che si dovranno agganciare al ponte dovranno arrivare dalla zona centrale della città. Allora, per tutto sarà interessata tutta la città, perché il ponte corre alle spalle dei colli e poi si raccorda grosso modo sull'autostrada. Nella zona specifica noi andiamo a parlare di una zona protetta, che è quella delle riserve naturali appunto di Ganzirri e Faro, ma sono delle zone che già sono asfittiche, sono già soffocate dall'urbanizzazione, sono già zone dove è difficile capire cosa sia il bene protetto, perché da una parte abbiamo le case intorno ai laghi, dall'altra abbiamo le case sulle colline e poi abbiamo irrigidito completamente tutta la costa, quindi non si capisce che cosa si va a proteggere. Forse il ponte potrebbe essere un elemento per rilanciare anche quella zona.
Continua l'instabilità del tempo tardo primaverile. Secondo le previsioni degli esperti, il ponte del 2 giugno sarà a rischio di temporali pomeridiani. Eva Spampinato. Parola d'ordine: instabilità. Il cielo di questi ultimi giorni ci ha fatto assaporare il trend che il meteo proporrà anche per i prossimi giorni, ovvero tempo incerto con improvvise piogge pomeridiane anche a carattere temporalesco. Lo dice l'evidenza delle giornate trascorse e lo confermano gli esperti meteorologi. L'instabilità tardo primaverile continuerà e coinvolgerà anche il ponte del 2 giugno, che sarà rovinato, almeno in parte, da possibili piogge che si svilupperanno soprattutto nelle ore tra le 13 e le 18. L'Italia si trova in una situazione in cui è presente aria instabile nelle quote superiori dell'atmosfera che incontra l'aria più calda al suolo e innesca le perturbazioni, spiega l'esperto meteo Alfredo Ragonese, posizionandosi in una zona né di alta pressione né di bassa pressione. Di fatto il nostro paese si trova come intrappolato in una gabbia ciclonica, ma non tutto è perduto. Le mattine saranno serene, mentre i pomeriggi saranno rovinati dalla pioggia, a tratti anche violenta, spiega ancora Ragonese, soprattutto nelle aree montuose interne della Sicilia. Le zone costiere saranno in parte risparmiate. Infine, la sera il tempo si ristabilirà. Per quanto riguarda le temperature, dobbiamo aspettare ancora una settimana per superare i 26-28 gradi. La colonnina di mercurio si attesta sotto la media del periodo, con minime di 15 gradi e massime di 25. Il quadro meteorologico per il ponte del 2 giugno non cambierà. Insieme al costume, dunque, sarà bene portare in vacanza anche l'ombrello. Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri a Misterbianco, vicino a Catania, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. Nel 2019 l'uomo era stato denunciato dalla moglie, era stato condannato alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione. Alla pronuncia della sentenza però l'uomo aveva chiesto perdono alla moglie, che lo aveva accolto, ma tornato a casa ha ripreso i suoi atteggiamenti violenti. Maturità 2023, da quest'anno si torna definitivamente alla normalità dopo l'emergenza Covid. Manca poco meno di un mese alla prova scritta che coinvolge 500.000 di studenti italiani, e siamo andati in un liceo catanese a vedere come si preparano i ragazzi e a scoprire il tototema. Eva Spampinato. Manca meno di un mese agli esami di maturità e gli studenti affrontano il rush finale che li porterà alla prova d'esame, che quest'anno torna nella forma pre-Covid. Cambia qualcosa per quanto riguarda le materie di indirizzo su come si svolgerà la prova scritta. La commissione e il trattamento degli esami è ormai quello antecedente appunto la pandemia. La commissione sarà costituita appunto da 3 commissari interni e 3 commissari esterni e il presidente, che è sempre stato esterno. Il 21 e 22 giugno 500.000 di maturandi italiani sarà alle prese con le 2 prove scritte a carattere nazionale stabilite dal Ministero, seguite da un colloquio. Noi siamo entrati in un'aula del liceo classico Cutelli di Catania, dove gli studenti segnano i giorni che mancano alla fatidica data, mentre i professori danno i consigli pratici per affrontare un mese cruciale. Il consiglio pratico può essere soprattutto un consiglio di tipo metodologico, e quindi dopo un primo ripasso fatto in termini cronologici generali sarebbe sicuramente più utile, ma già immagino l'abbiano fatto già tutti quanti, provare a mettere già in pratica la ripetizione per nodi tematici. Non è ancora scattato il tototema, ma i social lanciano già i primi pronostici sulle possibili tracce dello scritto d'italiano. Si pensa a D'Annunzio, a Gabriele D'Annunzio, oppure c'è chi pensa a Pirandello come traccia in prosa, oppure è possibile anche Italo Svevo. A farla da padrone è TikTok, dove gli argomenti a tema maturità diventano virali. Secondo me però quello più probabile in assoluto è proprio lui, Italo Svevo. Quest'anno infatti si festeggiano tondi 100 anni dalla pubblicazione della Coscienza di Zeno. Quello che ti preoccupa di più? Certamente la traduzione credo sia la parte che preoccupa un po' tutti quanti più rispetto al resto dell'esame. Ma a preoccupare molti studenti dell'ultimo anno sono anche i test d'ingresso nelle diverse facoltà universitarie. I ragazzi dell'ultimo anno sono estremamente tartassati dal problema dei test, dei TOLC, e questo è un sistema che purtroppo depotenzia enormemente lo studio e anche la serenità con cui studiare l'ultimo anno delle scuole superiori.
Facciamo una breve pausa, dopo la pubblicità il calcio, i primi movimenti per Palermo, Catania e Messina. State con noi. Eccoci nuovi insieme con il calcio, primi movimenti per Palermo e Catania, i rosanero puntano alla riconferma di Brunori e lavorano sulla difesa. Gli estranei aspettano il patron Pelligra per definire budget e programmi, a Messina si lavora per il dopo Sciotto. Tonino De Mana. Brunori pronto a firmare fino al 2027 al centro dell'attacco e Corini in panchina. Il Palermo riparte da queste due certezze per interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B, in cui dopo la fase di assestamento del torneo appena concluso non saranno concessi gli errori che hanno portato all'esclusione in extremis dai playoff promozione. Sarà proprio su questo aspetto che la dirigenza rosanero dovrà lavorare in sede di calciomercato, con la difesa, 49 gol subiti, che necessita di rinforzi per alzare il livello di qualità e il tasso di esperienza. E allora, per ripartire con un altro piglio, il Palermo avrebbe messo gli occhi su Fabio Lucioni, uno dei pilastri del Frosinone, neopromosso in A, ma di proprietà del Lecce. Sarà con i salentini che bisognerà trattare, anche se molto potrebbe dipendere dalla volontà del giocatore che, a 36 anni, vorrebbe giocarsi le chance nella massima categoria. Corini lo conosce benissimo, lo ha avuto al Lecce e potrebbe essere l'uomo giusto a cui affidare le chiavi della difesa. Il tecnico rosanero dovrà anche valutare la posizione di alcuni giocatori che rientrano alla base e il caso di Silipo e Fella, rispettivamente in prestito alla Juve Stabia e al Monopoli. In Serie C saranno due le formazioni siciliane ai nastri di partenza. Il Catania, neopromosso, punta in alto e pianifica la nuova stagione. In settimana dovrebbe tornare il patron Pelligra, che dovrà dare il via alle operazioni partendo dal budget che includerà la prima squadra, il vivaio e il calcio femminile. Il DS Laneri, che ha sul taccuino decine di nomi, è già al lavoro per cercare di riscattare Vitale, Sampdoria e Chiarella Pescara e potrebbe avviare i contatti con il Piacenza per discutere di Betters. Nonostante l'ottimo campionato dei rossazzurri, molti sono segnalati in uscita ed in questo senso sembra in bilico la posizione di Alessandro Russotto, De Respinis, Jefferson e probabilmente anche di Litteri, reduce da una stagione più che sfortunata. Si lavora anche per definire la sede del ritiro precampionato, che potrebbe essere sulle Madonie o in Sila. L'ultima parola anche qui spetterà a Pelligra. Ore di grande attesa invece a Messina, il cui futuro sarà certamente senza il patrono Sciotto. Dopo incontri, telefonate e chiacchiere, la cessione della CR sembra ormai vicina. Sarebbero almeno due le offerte per rilevare il club, ma Sciotto chiede una buona uscita con il sindaco Basile, che cerca una mediazione per garantire e soprattutto salvare il calcio in riva allo stretto. La prima richiesta, formulata direttamente a Sciotto, è di Manuele Ilari, imprenditore romano del settore cinematografico. L'altra è quella dell'imprenditore Fabrizio Mannino, armatore con attività in Cina e a Dubai. In un modo o nell'altro bisognerà fare in fretta, perché incombono importanti scadenze, in primis l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Ancora un minuto sul ponte, ce l'ha confermato a Buongiorno Sicilia il sindaco di Messina Federico Basile. La Commissione Trasporti, che ha deciso che i sindaci di Messina e Villa San Giovanni avranno funzione consultiva, ma non potranno votare sì o no nel nuovo consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina. Se vorrà, Basile potrà parlare con il governatore Schifani, cui riferire eventualmente proposte o dubbi. È paradossale, è come se si dovesse rifare l'autodromo di Monza e il sindaco della città potesse esprimersi sull'opera, se gli va bene o no, se gli spalti sono sufficienti o no, attraverso comunicati stampa. Perché? Forse perché i messinesi per muoversi nella loro area non useranno certo il ponte, a loro servono traffico più scorrevole, strade aggiornate, ferrovie più veloci, l'abbiamo sentito poco fa nel servizio. Qui non c'entrano i no ponte, si tratta di rendersi conto dell'ovvio, e cioè che i messinesi che non dovranno andare in Calabria tutti i giorni del ponte non interessa nulla, fatti salvi gli espropri in arrivo per residenze estive e villette, che tradotto in termini meno personali ma urbanistici significherà dover cambiare inevitabilmente il piano regolatore. Ha detto il sindaco Basile che Messina ha appena approvato, compresa la nuova stazione, che ora non si sa più dove e come si farà, sempre che si faccia.
Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.